Preghiamo il gentile pubblico di prendere posto per l'inizio della serata e di socchiudere le porte. Noemi. Where is Noemi? Stasera c'è una certa rilassatezza, non riusciamo a far partire la sigla. Su che pista sono? Sulla 1? Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore, non ce la faccio. Ricky, canta tu. Non posso, c'ho la lingua tracheite. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, butta caso Miles Davis, Eric Clapton, Sting. Assicurarsi che la guest star prescelta sia vivente. 4. Ascoltare molti dischi, decidere se copiare prima la musica o il testo e poi depositare i pezzi alla SIAE, se no te li fregano. 5. Campionare i suoni di Prince. 6. Metterci un pezzo sul razzismo, pro o contro, non importa, dipende dal target. 7. Metterci un pezzo molto poetico e un filo nostalgico dedicato a un mito del passato, butta caso Coppi, Caruso, Lindbergh.
Ancora liberi Primo Carnera, Peppino Meazza e la Cianciulli. 8. Metterci un pezzo d'amore seguendo queste avvertenze. Lui deve essere solo. Se lui è solo, va bene. Se è sposato, non va bene. Se lui è solo perché lei si droga, va bene. Se lui è solo perché preferisce drogarsi, va bene. Se lui è solo perché lei è un po' puttana, lasciare in coda il numero di telefono di lei. Grazie! 9. Parole da usare e o da evitare. Funzionano azzurro, vele, trottolino e mamma. Non funzionano arancione, remi, tiramolla e tua sorella. Parolacce, cazzo, nerchia, città Parigi, Cernusco Lombardone. 10. Qualunque siano le parole scelte è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo, nei ritornelli bisogna sgaggiare come pazzi, giusto? No, tutti insieme, giusto? Giusto! Ti amo Italia. Dimenticato niente? Ah sì. Prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco. Buonasera, benvenuti. Sabato 1 febbraio, quinta serata di audizioni 2014 di Musicultura. 5 nuove proposte questa sera. Ricordo anche che nel foyer, per chi fosse poi colpito e particolarmente interessato da ciò che sentirà, c'è la possibilità di acquistare i CD degli artisti che vedremo sul palco. Non so se tutti li hanno portati, comunque quest'anno abbiamo pensato che fosse una buona idea quella di consentire di vendere direttamente dall'esibizione, diciamo, al consumatore. E nel No, altra cosa che si può fare nel foyer è prenotarsi per lo spettacolo del 22 marzo, dove saranno presentati in anteprima i 16 finalisti che usciranno fuori da queste audizioni. Siccome negli anni passati ci sono stati problemi poi per persone che non hanno potuto assistere alla serata, ci sembrava giusto che chi segue giorno per giorno le audizioni avesse una sorta di diritto di prelazione, un'opzione, diciamo. Allora, saluto i nostri colleghi, le giurie studentesche di Macerata e di Camerino, che quest'anno sceglieranno uno dei 16 finalisti, oltre che consultarsi con noi proprio per, appunto a titolo consultivo per la redazione di una graduatoria. E vi presento coloro che seduti qua con me al tavolo. Dalla mia sinistra Marcello Lamatina, docente presso l'Università di Macerata. Stefano Bonagura, giornalista e critico musicale. Piero Cesanelli, il nostro direttore artistico. Alla mia destra Marco Maestri, compositore, e Roberto Giambò, docente presso l'Ateneo di Camerino. E adesso facciamo buio e diamo il benvenuto a Melissa Caputo.
Sapevi di vento e di miele, brillavi di luce propria, portavi la tua indipendenza, papara papara papara, venivi da molto lontano, venivi per darmi una mano, venivi per lasciarmi qui. Correvo da sola sui rami, giocavo da sola coi dadi, da sola aspettavo qui. Poi così, come una doccia fredda, lo specchio ti guarda dritto in faccia, sospesa con un piede nella fossa, guardavo la mia vita con la maschera per terra, rincorrevo te che fuggivi, aspettavi me che tornassi, tornavo sempre più bella, papara papara papara, venivi da molto lontano, parlavi sempre d'amore, credevo nell'eternità, partivi sempre lontano, guardavi sempre più in alto, piangevo sempre più piano. Poi così, come una rosa aperta, la vita ti regala spine in tasca, giravo con quell'amaro in bocca, nascondevo con rancore amore in maschere di cera. Poi così, come una doccia fredda, confuso il cerchio si chiude e basta. Chissà da lì se senti turbamenti, se senti gli stessi tormenti, il cerchio si chiude qui. Scomoda, come chi non sa stare, come chi non sa rimanere. I miei amanti sanno di un vino buono, versato sul mio corpo pieno, pieno, pieno. Condisco la mia vita con l'immenso vuoto, riempio piano sempre dallo stesso suono, e sul mio corpo riscaldato ingoio sempre lacrime spente dal mio sorriso vivo. Tra orgasmi all'unisono di un amplesso, trovo conti e pago pure il resto. Mi piace mangiare caramelle già scartate da me, mangio rimpianti nei giorni felici con me, tengo rimorsi di rossi sbiaditi, copro d'inganno i silenzi infiniti, rimango in silenzio, ascolto i sospiri, assaporo le mie fantasie. I miei pensieri sono cioccolato fino, versato sul mio ego piano, piano, piano. Conosco maschere che vivo ogni giorno, coltivo il falso sapore del buonsenso, e i miei sapori hanno tutti un gusto vero. Aspro sento già il colore del mistero, nascoste dietro vesti sempre più accollate, donne fingono di essere più amate.
piace mangiare caramelle già scartate da me. Mangio rimpianti nei giorni felici con me. Tingo rimorsi di rossi sbiaditi, copro d'inganno i silenzi infiniti. Rimango in silenzio, ascolto i sospiri, assaporo le mie fantasie. Mi piace mangiare caramelle già scartate da me. Mangio ricordi ingialliti del tempo con te. Scatto i pensieri con gialli inaspriti. Danzo su punte ormai di cristallo. Io mi rilasso, riempio d'inganno, sospiro e ritrovo le mie fantasie. Riempio d'inganno, sospiro e ritrovo le mie fantasie. Grazie. Eccomi sul bordo del precipizio, adornata da un abito bianco, mentre cammino nel vuoto. Eccolo sul bordo del pregiudizio, lo sposo con sguardo sereno, mentre cammina nel vuoto, guarda soltanto il mio velo nero, nasconde lo sguardo nero, nasconde mio seno. Eccomi sul bordo del pregiudizio, mi guardo le unghie perlate che tengono i fiori del loto. Lo sposo mi sposa ma io non ci sono. Sposo distratto, non ti hanno detto, lei se n'è andata col suo sentimento. Sposo distratto, non ti hanno detto, nelle tue mani è scritto tuo tempo. Sposo distratto, non ti sei visto, che silenzi non hanno più senso. Sposo distratto, guardati dentro, se non sei solo lo stesso. Applausi confusi su abiti bianchi, congratulazioni a pseudo amanti, commenti crudeli su scelte degli altri, iene sorridono in vesti eleganti. Sposi distratti non vi hanno chiesto se questo amore è presente nel letto. Sposi distratti l'avete sentito, la fedeltà prevede un contratto. Sposi distratti l'avete promesso, niente bugie senza un permesso. Adesso è tardi per tornare indietro. Sposi distratti io l'avevo detto. Grazie.
buonasera. Non so dove andare. Sono io? Non sono io, vero? Ciao Melissa. Ciao. Sono qui al centro in mezzo. Ciao. Allora, è nostro uso fare alcune domande a chi si esibisce. Sì. Vorrei condividere una riflessione che tu ci hai scritto sulle note che noi abbiamo, la condividiamo col resto del pubblico. Tu scrivi: ho un rapporto molto particolare con l'arte, credo di esserne al servizio. Ecco, potresti commentarci meglio questa affermazione? Certo. Spesso e volentieri si fa un utilizzo sbagliato dell'arte e spesso si crede che l'arte sia al nostro servizio. Ecco, io appunto penso che sia l'esatto contrario. Tutto qua. Senti Melissa. Melissa? Ecco, scusa. Posso? Okay. Senti, io ho letto che diciamo, la tua produzione, eccomi qua, la tua diciamo, esperienza artistica, nella tua esperienza artistica occupa un posto di primissimo piano il teatro. Sì. Hai fatto teatro, dico per gli amici in sala, hai fatto, fra le altre cose, Forza Venite Gente, lo dico perché Silvio Spaccesi, non so se lo sai, è di qua, di Macerata. Sì. Quindi mi domandavo, dopo insomma, l'esigenza di essere cantante, ma soprattutto cantautrice, perché questi sono pezzi tuoi, è una esigenza di dare una svolta alla tua carriera oppure è un binario parallelo? Insomma, come si parla con l'attività teatrale che è diciamo, quella che hai fatto finora? No, è un'esigenza sicuramente, ma è un'esigenza di espressione. È come se a un certo punto della mia vita non mi bastava più interpretare dei ruoli, come Chiara in Forza Venite Gente o altri ruoli. È diventata una necessità interpretare me stessa. Quindi in qualche modo trovare una chiave che mi rappresenti, che non vuol dire creare un personaggio, non è questo. È cercare di dire delle cose essendo una parte di sé. E non è vero che un attore non recita. Quindi e trovare la chiave giusta secondo me è proprio il segreto, quindi io ho trovato, credo di aver trovato la mia chiave, perché magari tra 2 anni probabilmente non la penserò più così, ma adesso credo di aver trovato la chiave unendo la musica al teatro, è il modo migliore per me per esprimermi, con l'ironia, il sarcasmo, ecco, questo è per me, questo è stato per me l'esigenza di scrivere, è stata un'esigenza, sì, sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Grazie Melissa. C'è ancora una domanda. Approfittare della tua presenza sul palco per dirti appunto qualcosa delle emozioni che hanno suscitato le tue canzoni. E devo dire mi ha colpito molto il modo in cui hai scelto 3 pezzi diversi fra loro, che però rappresentano 3 modi di guardare se stessi. Gli sposi distratti è come se si guardasse qualcuno da fuori facendo scorrere le immagini rallentate di un matrimonio al quale non sente di appartenere. Così come invece in quella Habanera, che è il secondo pezzo, ecco, tu sei esattamente dentro. Carillon, velocizzando la musica, hai dato anche questo effetto di estraneità. La cosa che ti vorrei chiedere è cosa nel pezzo centrale, cioè quello nel quale tu sei l'artista e sei anche la cantautrice, una cosa che colpisce, questa Habanera che è come cantata da Carmen, però come se Carmen fosse lo stesso Bizet, questa promozione del personaggio ad autore, come è visto da te nel momento in cui scrivi? Pensi già al fatto che sarai tu ad interpretare queste cose o pensi anche ad una destinazione teatrale che possa coinvolgere artisti diversi da te? Assolutissimamente, io quando scrivo penso a quello che io potrei essere e quella che io sono, perché potrei non è giusto, è quella che io sono ed è il momento in cui io ho il coraggio di ammetterlo a me stessa. E questa è la cosa che mi spinge e mi fa continuare a scrivere, il coraggio di guardare diversi lati di me, il lato del pregiudizio, il lato dei tabù, della morale, quindi andare contro tutto questo. Fa parte di me riuscire, ecco, Mi piace mangiare, che è il brano centrale,
credo di aver tirato fuori veramente il lato che forse per tanti anni non ho avuto il coraggio di guardare, questo. Grazie a voi. Grazie Un'ultima a voi. cosa. Ciao. Ciao. Volevo chiederti se oltre a questi pezzi un po' più teatrali che tu canti, se hai dei pezzi un po' che riguardano il sociale, la società. Qualcuno sì. Sì, sempre in questa chiave. Io cerco di ironizzare, perché forse l'ironia è il modo più diretto per arrivare, ce lo insegna De André, ce lo insegnano un po' di persone, insomma. Però ecco, sì, ho qualcosa che parla del sociale. Grazie. Prego. Grazie a voi tutti. Seconda proposta della serata, in bocca al lupo a Sossio Banda. Certa chi cerca dall'alta vanima da purte occhiere e cora mara chi alla sete la casa tua sonnetta 4 figli 7 freddo e re mazzetta che sa vita va a cangiare anche usando odio e lacrime appetita non da chiuma va a mancare pesce bene e acqua e fatica a ti terra Maria ma non sai
sapete camellana ma non bussi a grangolare te stai mara state cugliate sti rima su chiedare ma n'acquate nella quanta briata den bonda marve se si vede una gabbia ne schiarena non potuto abbandonare noi teniamo da cambiare un'altra vita a ti terra Maria da sparate saluto la vecchia figlia da lontana con cuore mortella alla sai a stipolo picchita catanna pure bene e quando ti ancora va a passare quando alta pavrita innamori da stu mare nanna vuole sapere a pochi tutte cose per l'acqua e bussare. Dal 98 sono 15.000 le anime strappate dal mare, sono 15.000 soltanto quelle censite, ce ne sono tante altre e noi abbiamo voluto scrivere questo pezzo e dedicarlo a loro, a chi non ce l'ha fatta, ma anche ai tanti che ce l'hanno fatta, che sono giunti dall'altra parte sull'altra sponda. E questo pezzo appunto era Mare a Mare, questo mare che tanta vita dà con i suoi frutti, con i pesci, ma a volte questa vita se la prende in modo tremendo e quindi diventa un mare amaro. Questo pezzo vorremmo dedicarlo a tutti coloro che ogni giorno si ribellano a una mentalità strana che vuole che non si vada avanti senza raccomandazioni, oppure che l'omertà sia l'unica casa e l'unica cosa sicura, oppure chi perde le speranze, chi combatte, chi rimane a casa e lotta. Questa mentalità, questo modo di pensare che ci rende schiavi anche senza avere padroni, schiavi senza padroni. Sono schiava senza avere padrona che te che mi comagna la paura Signore
sbagliosa te cuiata che non si sa per me. E che ti data tanna bella voce di una canna, la moglie per cercare che la talmente non la gata, che se la salute chiama te se la signora, e vecchia scusa e gira che a bombardo mi vai. Non si parla, non si sente, non si vede, l'unica legge che ama s'imparata, la dora s'usa mesca fu passata, durata fu servita non vuole scappare, sì, tac, balla voce che manda in canna, la moglie per cercare che la tormenta non la vada, se la salute chiama te se la signora, e vecchia scusa e fila che bombardo ma va. Prende il canale per te, questa terra Anna guai, bella la che mi si gira Anna guai questa terra, bella legge bella fai, se cosa non è nostra e la loro ti dico manna che per chi la adora, da questo cara solta se la mangia. C'era pacchiano e ci sta data una bella voce che una canna, la moglie per cercare se la tormenta non la vada, e se la salute chiama te se la signora, e vecchia scusa e fila che bombardo me dai, e luce lenta tanto ma non si canta canta, la se la fama se la prende, l'amore un piratto, la donna non fa caccia, la noia se non mangia, io diamo la presa, E noi da buoni pugliesi amiamo esorcizzare le cose brutte della vita, cantando e ballando come i buoni. Grazie di cuore. Lo so, è dura stare fermi sulle sedie con le tarantelle che girano. Con le tarantelle che girano. Grazie di cuore, davvero. Grazie di cuore, davvero. Tutti quanti noi abbiamo dei sogni. Noi ne abbiamo uno grandissimo che nel cassetto purtroppo non ci entra.
ha bisogno di luoghi un pochino più ampi, ecco, che sono i luoghi dell'anima, del cuore, della speranza. Il nostro sogno, che sembra un'utopia, è quello di vedere un mondo migliore, di vivere in un mondo migliore, dove non ci siano discriminazioni religiose, sessuali, di alcun tipo. E quindi nel nostro dialetto si chiama sugna, un sogno grande, e noi siamo sicuri che anche voi, insomma, siete della nostra stessa opinione, quindi proviamo un pochino a sognare assieme con la musica. Sopra l'erba che mi abbraccia voce e suona da cercare. Quando non sta in nana, non sta giornata che è passata molto sempre. La cuvetta si è fermata, la volpa a giro ma va a cominciare. Sorge mio che se rincorrono si è fatta tardi. Sono mezzanotte, sono mezzanotte. Guarda che la stella in giro non c'è tempo di sponda in tuo scudo. Un respiro più timba tu silenzio il cuore sarà lento e torno. Mamma lo sente se vai, ma guarda vista e che me ne vai. Ma combiando in da un viaggio senza amata, senza strada usura. Se fermata, se fermai, se fermata, se fermai. Mamma luna malandana, dinamo stritte stritte è troppo bella. Sto sogna dalla gocciolata cala, cantava mica appena per nes. Sto sogna. Dall'alba che mi abbraccia e mi accarezza la ruggei. Lacrime da che sa terra se me ne sa appena la fila vera. Uiardite da lungai, ne salute solo che se vada a fai. La certa venita sopra amica chiana chiana ves mare in chiai. Mamma luna malandai, la mamma
è per noi sto sogno. Bianca e nero vanno mano a mano, ma scuro e femmina sono tale qual. Non ti stanno guardando sì e malati lo popolo la campana in bar. Africa, America, questa tavola nazionale si sono tutti uguali. Cantano a Bavani a ballare, turno buco sempre a tutto insieme. Bianca e nero vanno mano a mano, E se anche voi volete ma scuro e femmina aiutarci a realizzare il nostro sogno, fatecelo capire con le vostre mani. Grazie. Africa, America, stessa tavola nazionale, si sono tutti uguali. Cantano a Bavani a ballare, turno buco sempre a tutto insieme. Sogna. Grazie di cuore. Tommaso Colafiglio, Pino Basile, Michele Marrulli, Francesco Leoce, Giorgio Albanese e Loredana Savino. Grazie, grazie a tutti, grazie. Francesco, Sì, sono buonasera. qui, Sì, sono buonasera. qui. Ciao. Ciao. Ciao.
insomma sono strumenti che si usano. E poi ho fortuna di viaggiare anche per concerti in quei posti, abbiamo trovato delle somiglianze incredibili tra i nostri strumenti e i loro strumenti, anche a livello di ciaramelle. Loro hanno degli altri tipi di ciaramelle, ma sono molto simili. Quindi la radice noi la ricerchiamo nel Mar Mediterraneo, non la ricerchiamo in America piuttosto che in Inghilterra. Il fatto di parlare in dialetto è perché è una scelta quasi dovuta, cioè noi tra di noi parliamo in dialetto, noi pensiamo in dialetto, io penso in dialetto. La cosa più difficile del mondo per me è scrivere un testo in italiano, perché non lo penso in italiano. Il dialetto poi è inutile dirvi che ha delle sfumature, con una parola riesce a riassumere un concetto. È chiaro che c'è la difficoltà della comprensione, però la musica è un linguaggio, non è una lingua, e quindi come tale porta dei messaggi che vengono compresi e condivisi anche da chi non capisce bene il testo. Pensiamo a tutte le canzoncine che impariamo in inglese senza sapere di che parlano, insomma. E quindi perché no il dialetto? Bisogna sdoganarlo da questa cosa, insomma, antica o... E poi niente, noi ci sentiamo a casa col dialetto, ripeto, è la nostra radice, la nostra lingua, e quindi ci sembra giusto appunto scrivere in dialetto. Grazie davvero. Grazie a voi. Buona serata, buon proseguimento. Non so se ci sono altre domande, io pensavo avessero... Scusami. Scusate. Qui. Ciao. Allora, permettendo che io sono di Altamura, quindi il vicino di casa. A 10 km, diciamo, quindi ho capito abbastanza bene le parole del testo. Volevo prima di tutto complimentarmi per il fatto che comunque avete reso comunque un dialetto che è molto, diciamo, ostile. Io non avrei mai detto che si potesse scrivere una canzone in dialetto gravinese, perché è molto... Però, cioè, mi complimento. Volevo solo che se tu potessi commentare dei versi della seconda canzone che hai cantato, dove dici: ti dissi andiamo via, qui non è cosa perché qui si muore, in silenzio in mezzo alla piazza, guardati attorno, non c'è un cazzo, questo popolo patisce e l'infame facilmente strangola la libertà. Sì. Se potevi commentarlo, se ti riferivi a un episodio locale della Morgia, oppure è una cosa a livello nazionale. Ma io direi un episodio quotidiano quasi che accade nel nostro sud. Certo, detto in italiano non rende, però il senso è questo: quanti ragazzi si trovano in piazza e si dicono da qua ce ne dobbiamo andare perché qua non è cosa. Cioè, lo sappiamo bene, no? Nei nostri paesi un po' com'è. E quindi lasciano tutto e vanno via, lasciano anche la speranza di costruire qualcosa nella loro terra. E quindi l'infame sarebbe questa mentalità, questo modo di pensare, ne approfitta, cioè gioisce del fatto che la gente rinuncia, che va via, abbandona le loro terre. No, io ho cercato di quasi impersonificarla questa mentalità, ecco, è un po' difficile magari da spiegare, però la vedo come una signora lì perfida che ogni qualvolta un cuore se ne va dalle nostre terre, va via da un'altra parte, lei gioisce per questa cosa. Chiaramente è una figura cattiva e quindi stringe in gola alla libertà, quindi gioisce di questa cosa e stringe in gola alla libertà di una persona di poter rimanere nelle proprie terre, di poter costruire il proprio futuro dove appunto è nato. E quindi il senso di questo non è un pezzo di disperazione, lo si capisce nel finale, ma è un pezzo anzi di speranza e di volontà di ribellione a questo modo di pensare. Ed era la parte centrale del pezzo, diciamo, è ancora incentrato sulla figura di questa signora, questa padrona che ci rende schiavi, pur non essendo la nostra padrona nel senso antico del termine. Ecco, questo è. Grazie. Grazie a te. Ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie mille, buona serata. Benvenuto a Signor Dream. Buonasera a tutti, io mi chiamo Signor Dream e sono onorato di essere qui a Musicultura questa sera. Non so se sarò idoneo, diciamo, al tipo di contesto che offre Musicultura da tanti anni, ma
voglio precisare che a noi ci piacciono le sfide, quindi ci proviamo. Grazie. Vai con la prima. For motherfuckers of the nation, he is the voice of the voiceless. La fame is coming. He is my big nigga, Signor Dream. Dimmi come fare per tappare questo culo, il mio futuro è troppo duro come Nazi ski. Dimmi come fare per andare con del mare, capitano, questa nave non la salverai. Io continuo della ciupa, non mi dico della chiesa, non ti dicono mi chiedo dove filo di buttare il partito. Ma cos'è questo? Siete soliti idioti, soliti pochi che ascoltano bene in mezzo e pregano San Francesco. Lascia il segno, una striscia di merda nel sesso. Potrebbe andare meglio di così. Cazzi nostri contro i vostri senza palle. Lasciami dire chi è cattivo e non va bene, pentito e non va bene, non va bene. Provare a stuprare un bambino senza un prete. Figlio guerra, voglio la guerra, quella nome di Cristo è. E il tuo è che fa avanti chi scrive rap con la E. Yeah, colpisco al cuore senza un porto d'armi. Sparo parole, sparo parole. Yeah, pronto per la rivoluzione. No, non puoi fermarmi. No, non puoi fermarci. Hey, 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 è chiaro. Hey, 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 è chiaro. Hey, hey, hey. Io grido contro il mio stato ogni giorno, soldato. Come se dovessi partorire 10 figli. Io da solo che mi dico spingi, andiamo spingi. Se avessi anche io la figa, chissà quanta gente mi amerà. Per non fare la fila, qui si vendono anche l'anima. Purtroppo so sognare dei tempi delle cassette. Questi sogni fanno male come scarpe troppo strette. Sono tutti giocatori ad una regola precisa. O vinci, amici, o fingi come Alisa. Dimmi come fare per fermare questo virus Trojan. Questo è il mio slogan, meritocrazia uguale. Dimmi come fare una canzone commerciale. Idiota, dimmi cosa fare per andare contro il tempo fermo. Se va rispetto, non partire mai. Zitto, sconfitto. E il mondo vale tanto quanto me. Sta zitto. Se ne vale la pena di lottare per un popolo che vale la metà dell'ideale. O continuare a guardare, rubare il tuo pane e fare finta di mangiare quando il cibo non c'è. Non c'è. Ancora che mi chiedi come votare la vita, ma la vita fa giura che corro, giura che porto, come il bambino tatuato sul corpo, che non è mai morto. Yeah, colpisco al cuore senza un porto d'armi. Sparo parole. Yeah, pronto per la rivoluzione. No, non puoi fermarmi. No, non puoi fermarci. Hey, 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 è chiaro. Hey, 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 è chiaro. Hey, hey, hey. Io grido contro il mio stato ogni giorno, soldato. Chiedo perdono, perché sono solo un uomo. Perché sono un uomo solo. Per combattere dalla fame alla fama. Hey, hey, è chiaro. Hey, 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 è chiaro. Hey, hey, hey. Io grido contro il mio stato ogni giorno, soldato. Grazie. Trasformerò questi piccoli sassi in tante montagne e brucerò senza fuoco queste acque sporche di sangue. Poi pianterò questi semi di vita senza un colore e aspetterò che facciano un cuore per dargli un nome. Vieni con me, ti porterò lontano, io voglio farti un regalo e questo cielo è per te. E adesso vola rondine, più veloce di un proiettile che colpisce il tuo cuore in un attimo, ma il tuo battito qui continua a pulsare, non mollare, continua a volare. Con la tu, luce di quegli occhi in cui rispecchierai, sarai il respiro ad ogni affanno che verrà. E quando una ferita non la guarirai, non mollare, non mollare. Ogni giorno sembra di ricominciare da capo. Qualcuno uccisa e qualcuno arrestato. Qualcuno arrestato che viene poi scarcerato. E qualcuno uccisa di cui se ne è solo parlato. Non c'è giustizia, leva tutto di mezzo. Ormai ogni lei non ha più il giusto prezzo. Vorrei che tutto cambiasse, sì, vorrei che tutto cambiasse. Io non dimentico ogni storia per cui poi ti incazzi, perché spesso non capisci con chi sei. Io non dimentico un fiore come Sara Scazzi e non dimentico altri fiori come lei. Io non dimentico le donne stuprate
tempo. E tu non piangere, tu non devi piangere. E non mollare mai. E tu non piangere, tu non devi piangere. E tu non piangere, anche se so che il tuo cuore è spento come il sole bagnato dalle lacrime. Straccia pagine, cambia facile, chiudere un buco è diventato una voragine. E quanto più passa il tempo più rimani a terra a pensare mentre continui a piangere. E a piangere, e a piangere. E non c'è cosa più bella di una donna che dà vita a un figlio, che non fuma e che lotta, pronta a tutto, pronta a dare un consiglio, ed ogni sera una botta, ed ogni giorno un inizio. E non c'è cosa più bella di una donna su un altare, con quegli occhi già da madre, pronta a superare ogni scoglio, con due semplici parole, lo voglio. Luce di quegli occhi in cui rispecchierai, in cui rispecchierai, sulle mani sarai il respiro ad ogni tutti insieme. E quando una ferita non la guarirai, e non la guarirai, e non mollare, no, no, tu non mollare, ti prego mai. E tu non piangere, tu non devi piangere. E tu non piangere. E tu non piangere, tu non devi piangere. Tu non piangere. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, grazie di vero cuore. Corri! Te! Conta! Io dico a te che resti qua, ti spari! E dico a te che resti qua, chi spari. Ripeto a te che resti qua, chi spari. Poi penso che se resti qua ti spari. E fai così, sempre così, che è nato a digiuno rimane a digiuno. E più delle volte lo prendi in culo e gridi sì, gridi sì. E vieni presto, godi poco, quindi fai tardi e resta in gioco. Il giorno dopo fu così, tanto godente che morì. E stiamo vicini vicini, come amicini, mano a dei lupi cattivi. Din don dan, senza pietà, fuggi da questa realtà. Nel regno di molto lontano si è aperto un sipario mentre io fumavo. E il fumo che usciva saliva più su, bibidi bobidi fu. Ho fatto tutto e niente uguali a tutto uno e niente zero. Ho dato un senso alla mia vita, piccolo cieco perso qui sul sentiero, attendo un messaggero. E quanti sono gli anni in cui dirò me stesso perché non c'ero. Corri! Ricordo che ognuno vedeva dentro di me la pecora nera. Visto del vuoto, parlavo solo, ridevo poco. In una foto in imbarazzo mi trovavo sempre al centro del mondo. Anche se lontano, complessato, ma in fondo un bravo ragazzo. Tu, con quella faccia di cazzo giù, appesa ad un cotto lo tiravi su. Chiedo se ti aiuta Dio. No, quello non è amico mio. Spero, spero, credo, sempre di meno. Vedo, cedo al retro, piano piano, domo domo, cacchio cacchio, vai, vai, vai. Corri! 1, 2, 3, ora tocca a te. Io mi chiedo un uomo, come cazzo faccio per vivere ora sbattendo un uovo nell'addome di una donna da cui potrebbe uscire un altro uomo e penserebbe sulla tua schiena un altro problema nuovo. Per questo scappo da qui, tu scappa da qui. Ti va sotto ogni tiro di canna, quando vedi ogni cosa che cambia. Quando un figlio alla prima parola non dice papà ma ti dice già da piccolo insegue il sogno, realizzo un sogno, poi tutto intorno e tu lo chiamavi ieri, né oggi e domani. Se poi non ti rispondo chissà come mai mi richiami. Corri! 1, 2, 3, ora tocca a te. Conta di più, conta di più. Conta! 6, 7, 8, mi giro che
Grazie. Grazie a tutti. Buonasera Christian, sono qui al centro. Ciao. Allora, all'inizio della vostra esibizione tu hai detto non so se saremo idonei, ma a noi piacciono le sfide. Sì. Ma è ovvio che sei qui proprio perché anche a Musicultura evidentemente certo. piacciono queste sfide. Certo. E per un festival della musica popolare è ovvio che il rap è un terreno di confronto in un certo senso, no? Però quello che io vorrei sapere da te è proprio questo. Il rap è diventato negli ultimi periodi anche in Italia un fenomeno popolare in una forma che cerca ancora di trovare, secondo il mio parere, cioè c'è molto rap che tende a vedere che cosa succede nel mondo anglosassone, in America e in Inghilterra. Però noi abbiamo in Europa delle forme di rap abbastanza evolute perché hanno cominciato a farlo spesso in Francia da tanto tempo. In Italia un pochino di meno, si sta affermando, ma si divide tra il rap che ha trovato una forma abbastanza vicina alla canzone, cioè esatto, quindi pop sporcato di rap. Sì, un hip hop diciamo. In America in realtà è un terreno di ricerca proprio sonora, forte, anche un po' fighetto, nel senso che c'è tanta moda in un certo senso. Sì, è uno stile, una moda, sì. Dal tuo punto di vista, siccome per fare e trovare una strada forte e originale, in realtà bisogna fare anche delle cose nuove e non rifare le cose che hanno già fatto gli altri. Tu come la vedi questa cosa? Perché se no giriamo intorno al falso problema del rap italiano senza aver ancora trovato una strada vera. Sì, beh, tutto quello che ha detto lei ovviamente concordo pienamente. Per me il rap preciso non è una moda né uno stile di vita, più che altro la vedo come una corrente filosofica, nel senso che comunque sia il rapper ovviamente oggi, come detto anche da tante testate giornalistiche e tanti media, è visto come il nuovo, diciamo, cantautore. Dal mio punto di vista sì, sono d'accordo, però c'è sempre una linea diversa, nel senso viaggiano comunque su due diciamo, linee diverse, parallele ma diverse. E diciamo che il confronto che io vedo in Italia è positivo, però la vedo anche nello stesso momento una rovina, perché tende un po', diciamo, a spettegolarsi e a perdere identità. Per spettegolarsi che cosa intendi? Le fazioni che si creano tra artisti diversi, le discussioni, le polemiche, queste cose qui? Beh, diciamo che le vedo molto forzate, nel senso le vedo più una cosa premeditata più che voluta, nel senso per cacciare, come dice lei, una novità, ma più una cosa commerciale, diciamo. Grazie Cristian. Prego. Dunque, il fatto di proporre i vostri brani, come abbiamo sentito stasera, utilizzando delle basi registrate, sì, corrisponde a una scelta artistica ben precisa oppure semplicemente legato a un'esigenza specifica di questa serata? Sì, purtroppo diciamo che doveva venire il mio DJ personale, diciamo, però non è potuto, anche perché purtroppo sono persone che verrebbero spesate da me anche se condividono pienamente la mia avventura, però comunque non hanno, c'è un'amicizia, ma sui soldi non ci sono amici in un certo senso. Grazie. Ciao Cristian, io sono qui di fronte a te. Io volevo chiederti quali sono, se ci sono, dei poeti, degli scrittori che ti hanno toccato nel profondo, come no. Essendo uno che scrive, per cui... No, io mi sento molto ermetico, quindi Montale, Eugenio Montale, e diciamo da un certo punto anche pirandelliano, però ovviamente di qualche anno prima. Grazie. Ci sono altre domande? Allora sì, ce n'è una, prego. Sì, ciao, buonasera. Ciao. Noi avevamo letto che ti eri avvicinato alla musica classica sin da bambino. Sì. E poi a 12 anni hai scoperto il mondo del rap e dell'hip hop. Sì. E vorremmo chiederti se puoi raccontarci magari come è avvenuto questo... Diciamo questo passaggio.
questo passaggio, sì. Beh, è avvenuto nel senso che io, grazie a mia madre, ho imparato il pianoforte, quindi ho studiato artisti classici, quindi artisti, musicisti, più che altro come Bach, Mozart e va bene, Beethoven e tanti altri E comunque poi ho sentito il bisogno di scrivere, di buttare via a terra i miei pensieri, di comunicare, e quindi ho scelto il miglior mezzo secondo me, quale è il rap. Grazie. Prego. Cristian, un'ultima cosa che non c'entra proprio niente con la musica. Non ci sono problemi. Ma il tuo cognome che ci fa a Caserta? Non sei? Me lo chiedo anche io non spesso. è d'origine, sembra più diciamo, nordico. Sì, Veneto, è Veneto. Grazie. Prego, grazie Ciao. mille. Il nostro benvenuto ad Andrea Epifani. Buonasera, buonasera a tutti. Il primo pezzo che vi proponiamo si intitola Autoinganno. Tutto ciò che resta nella memoria cade come foglia che l'autunno appasserà. Sarà che qua di tutta questa storia non rimarrà che questo nodo al petto. Adesso qua questa metà di letto ormai raccoglie i miei vestiti, e poi quando esco di casa non spero di incontrarti più. E se volessi questa sera potrei mettermi anche la collana che mi hai regalato tu. Fortunatamente il tempo ci ha separati bene, come un arbitro di box mi toglierò di dosso con un gesto i morsi graffi ed i tuoi sputi addosso. Segnali positivi annunciano il miraggio, ormai ritrovo il mio coraggio, segnerò il tragitto che mi separa dall'idea che di ogni storia ti rimane il viaggio ed il coraggio dimostrato nonostante la marea. Vai, vai, ho un vuoto nella testa, ormai a me non interessa, cerco un autoinganno, una personale ipocrisia. È tardi adesso, devo proprio andare o da stirare un abito nuovo per la nostalgia. Sarà che qua l'estate non mi basta, sarai vertigine che avanza, luna di Marsala che affoga nella notte mia. Aspetterò con discrezione la passione come pioggia di marzo che ti porti via. Quello che resta è un'emozione incollata in verticale ad un ricordo sta come un post-it dall'adesivo sporco. Una ventata debole lo staccherà in un momento che lusinga l'anima. Di te mi scivoli ogni traccia come una parentesi quadra di serenità che mi riporti inevitabilmente a vivere e godere il tramonto di questa città. Di noi si sa solo l'errore, di noi si sente solo quel rumore che, se ancora un po' avrà la sua importanza, preparerà il cuscino alla tua assenza. Vai, vai, ho un vuoto nella testa, ormai a me non interessa, cerco un autoinganno, una personale ipocrisia. È
tardi, adesso devo proprio andare o da stirare un abito nuovo per la nostalgia. Sarà che qua l'estate non mi basta, sarai vertigine che avanza, luna di Marsala che affoga nella notte mia. Aspetterò con discrezione la passione come pioggia di marzo che ti porti via. Grazie. Allora, prima di fare il secondo brano volevo giusto spendere 2 parole per presentarlo. È una canzone nella quale ho un po' inserito, ci ho messo un po' del mio mondo, tra virgolette, professionale. Io sono psicologo. E in questa canzone ho immaginato di far parlare un emarginato, una persona che probabilmente ha passato la sua vita per istituzioni psichiatriche e che quindi cerca di raccontare quello che ha dentro ad una persona, tra virgolettissime, normale. La canzone si intitola Libero d'amore. Racconto questo a te che vigili indolente la mia vita relegata in cronicari. Io non venderei per nulla al mondo il mio cervello sconsacrato e le mie furie passionali. Passa la stazione, scendere non posso ora. Odio, rabbia, amore, mescolare no, non voglio. Essere aquilone è un sogno che non ho. L'ho perso in fondo agli occhi tuoi e non lo curerai. Mai le vostre stupide alchimie potranno esorcizzare il mio potere di sentirmi vivo. Nonostante interdizioni, allucinazioni, soliloqui ed altre cose che non dico, tutto il mio furore io vi mostrerò. Le mani del mio dolce amore non riprenderò. Domani il suo dolce nome al muro scriverò. Eppure tu non capirai che leggere non sai. Le mani del mio dolce amore non riprenderò. Domani il suo dolce nome al muro scriverò. Eppure tu non capirai che leggere non sai. Certe volte non ci è data possibilità di dare acqua al focolare del passato. Libero d'amore, forse tornerò. Libero d'amore.
Grazie. Grazie. Prima di fare l'ultima canzone volevo presentare e ringraziare Francesco Gilioli alla chitarra e il maestro Lele Barlera al pianoforte. La prossima canzone si intitola L'antivigilia e non è l'antivigilia di Natale. Abbiamo più la chiave del portone, le nostre tasche sono già bucate, il privilegio della contraddizione è un lusso ormai incivile, imperdonabile. A volte siamo cinici e spietati come la mano in chiesa prima delle imprecazioni, ma ci vestiamo con boriosità e con eleganza e ci sentiamo dei signori. Ed ancora noi a volte camminiamo per le strade senza guardare in faccia chi ci rende un'opinione. Chiudiamo le ante dell'ascolto e con la vanità ci ricuciamo il nostro cuore, masturbandoci con la rete, con le PlayStation. Curiamo al meglio tutti i nostri avatar, mescoliamo il dritto ed il rovescio. Acceleriamo in vista della safety car e siamo sempre pronti ad evitare colui che rende pubblici i suoi nodi della mente. Probabilmente la certezza di non essere così distanti è sconveniente. Ed ancora noi consideriamo cosa buona e giusta percorrere il binario del già visto e già sentito, senza provare a sorvolare la normalità, come se non avesse senso. È così che poi i pargoli giocano ai soldati e imparano a nascondere la vita, producendo sogni intelligenti, guardando il mondo con le giuste lenti. Perfezioneremo i nostri cuori e le nostre battaglie non saranno più spietate. Penetreranno con l'ovatta nella nostra carne e nelle azioni quotidiane. Come topi noi chiusi a chiave nelle nostre stanze, viviamo nell'attesa inconscia dell'antivigilia. Ci concediamo un'esistenza che non lascia dignitosi margini di scelta. Presto o tardi noi sogneremo ancora di volare sui grattacieli e le piramidi e sulle nazioni già assediate, sui popoli venduti e messi ai margini. Sogneremo ancora di volare sulle pigrizie cerebrali e sui neri fumi del petrolio e sulle bombe al gusto di rosolio. Grazie. Ciao Andrea. Nei tuoi brani ci sono... Tutto a posto, Andrea? No, sistemiamo la faccenda. Sì, bastava accenderlo, sì.
Un po' di emozione. Allora, nei tuoi brani ci sono frasi melodiche efficaci che sono caratterizzate da uno sviluppo particolarmente adeguato all'andamento del testo. Almeno questa è la mia impressione. Grazie. Volevo sapere come ti rendi conto durante la fase compositiva che un tema è finito, quindi che non servono più interventi di aggiustamento? Ti riferisci alla parte musicale, testuale in generale? No, musicale. Proprio, sì, melodica soprattutto. L'immagine è quella del cerchio, quindi, cioè, non lo so, io premesso che il mio modo di scrivere in genere, non sempre, ma spesso prevede che io scrivo prima la musica, cioè mi parto in genere da un tema musicale, che spesso ho in testa o comunque suono e risuono per molto tempo, finché quella parte musicale non mi lascia emergere, diciamo, il tema testuale, cioè non mi suggerisce ciò di cui devo parlare. E quindi lavorando molto sulla musica e poi in un secondo tempo molto sul testo, quel mio lavorare molto sulla musica, cioè mi viene naturale, diciamo, limare le parti finché nella mia testa ho detto cerchio perché mi dà proprio l'idea di una rotondità nella testa, ecco, cioè non so come spiegare. È una sensazione che ho, è difficile spiegarlo in termini. È una sensazione che ho provato pure io perché c'è molta quadratura in tutto questo. No, questo mi fa piacere, sì. Però ecco, razionalmente faccio fatica. Mi dà una sensazione di una musica che alla fine si chiude, ecco. E questo mi porta poi a quel punto a considerare quella musica terminata. Ti ringrazio. Sì. Ciao Andrea. Ciao. Rimaniamo nella geometria perché c'è il cerchio nella geometria, okay. C'è il cerchio, c'è la quadratura e tu, pur essendo nato nel Salento e per motivi di studio ti sei spostato verso il nord, qui nelle Marche, ma poi Bologna, è come se si sentisse nel tuo suono una certa impermeabilità alle scene a cui sicuramente hai prestato l'orecchio, perché il Salento produce normalmente e prevalentemente un suono diverso da questo. Bologna lo stesso, è una scuola di musica molto, molto varia, perché c'è stato tanto rock a Bologna ma tanta anche canzone d'autore, ma non si sente nel cerchio che sta dentro il quadro né Salento né Bologna, vai dritto per una tua strada che è completamente avulsa da queste scene musicali. È una cosa che vivi coscientemente, è una cosa che viene così, punto e basta. Io la sto facendo solo troppo lunga e invece è una cosa istintiva. No, cioè, lo vivo coscientemente, nel senso me ne rendo conto di questa cosa. Allora, il motivo per cui, per dire, non entra niente della mia terra, però riguardo all'atmosfera musicale che si respira in quella terra, è perché io non sono cresciuto ascoltando pizzica. E quindi acquisire le atmosfere, le sonorità della pizzica, quando è diventata ormai anche, secondo me, spesso abusata, è un po' una scelta di comodo. Cioè, secondo me avrebbe avuto un senso se io avessi, durante la mia, diciamo, formazione, ascoltato pizzica, suonato pizzica, eccetera. Attualmente quindi non mi viene per quello, semplicemente perché non fa parte della mia cultura. La pizzica mi piace ascoltarla, mi piace ascoltare un certo tipo di pizzica, ma non fa parte della mia cultura. Riguardo invece al mondo bolognese, cioè devo dire, il mio modo di fare musica, benché mi piace molto confrontarmi con gli altri, suonare in contesti, insomma, di scambio reciproco, però non appartengo, diciamo, a un ambiente culturale, a una scuola bolognese che non credo neanche ci sia attualmente, non appartengo a nessun circolo, diciamo, e lo dico, cioè mi dispiace di questo, ma non ho mai trovato un ambiente di questo tipo, e quindi la mia musica è molto solitaria in questo senso, cioè quello che entra nella mia musica è semplicemente quello che ascolto, quello che vivo,
E questa impermeabilità è dovuta un po' a questo. Per quanto riguarda il Salento, per quello che ti dicevo, per quanto riguarda invece Bologna in sé, per questo. Poi magari un domani potrebbe cambiare, però attualmente trovo che il mio modo di scrivere sia molto solitario. Grazie Andrea. Grazie a te. Ci sono altro? Sì. Andrea? Ciao. Solo al volo, Sì. ho letto nel tuo curriculum, ma tu l'hai detto che sei un dottorando e sei psicologo. A parte i complimenti, nella tua canzone L'Antivigilia tocchi un tema interessante anche dal tuo punto di vista di psicologo, cioè quello del rapporto con la rete, che tu vedi qui e qualifichi in senso masturbatorio. Dice esattamente: con la rete e con le PlayStation curiamo al meglio tutti i nostri avatar, mescoliamo il dritto e il rovescio, acceleriamo in vista della safety car. Ora, in questo c'è forse un implicito giudizio che dai nei confronti di alcuni usi della rete. La rete non va demonizzata, non va nemmeno idolizzata. Però io ti chiedo, non pensi che una certa musica abbia delle responsabilità circa la diseducazione al gusto all'ascolto musicale che spesso troviamo nei giovani delle generazioni più fresche? Non pensi che ci sia tutta un'industria che monti? E cosa può fare la musica del cantautore per arginare questa caduta di gusto verso il basso, verso il seriale? Secondo me la mission della canzone d'autore, ma non oggi, perché la mission di ogni artista con la maiuscola, è quella di interpretare al meglio il proprio tempo. Nel momento in cui un artista, quindi anche un cantautore, riesce veramente ad interpretare la società che viviamo, esce, diciamo, dall'alveo del cantautore pesante che non deve farsi capire, che mi viene in mente in questo momento Vasco Brondi mentre parlo, che per quanto possa sembrare difficile, che scrive a flussi di coscienza eccetera, è un artista che è forse uno tra gli artisti che meglio descrivono cosa vuol dire essere precario oggi. E certo non si potrà mai sentire in radio, questo è chiaro, ma la radio è fatta forse per altri usi, non lo so, o forse è una questione di moda e cambierà, però comunque ha un suo spazio. Il rischio di chi fa musica che si considera musica d'autore, che poi è un termine anche un po' difficile, insomma, e quindi mi ci metto dentro anch'io, è quello di appartenere troppo a degli stilemi, a degli stereotipi che ormai sono passati e che in qualche modo dobbiamo superare. Questa è la lotta che io faccio quotidianamente, diciamo, nella mia scrittura con me stesso, cioè io vorrei sganciarmi da un certo modo di fare musica d'autore, provare quindi a utilizzare nuovi linguaggi, un nuovo linguaggio, per dire, che non appartenga per forza a una tradizione che c'è e ci deve essere, ma che sia più calato nella contemporaneità. Però non so se ho risposto o meno alla domanda. Grazie. Ti ringraziamo. Ciao Andrea. Ciao, grazie. E la serata si chiude con Corde Pazze, in bocca al lupo.
imparare a leggere per fare lavorare le edicole, imparare a ridere per fare lavorare i comici, imparare a negarsi per non fare lavorare nessuno. O forse un'altra cosa che non mi viene in mente, imparare a pestarsi per fare lavorare le cliniche, imparare a tutelarci un po' per non fare lavorare gli angeli, imparare a cambiare il mondo per fare lavorare la Ticos, o forse un'altra cosa che non mi viene in mente. Imparare a mendicare per fare risultare i margini, imparare a straripare per fare riprovare gli argini, imparare a vendersi per fare lavorare i network, o forse un'altra cosa che non mi viene in mente. O forse un'altra cosa che non mi viene in mente. O forse un'altra cosa che non mi viene in mente. Grazie. Giorgio, forse parte qualche feedback da qualche parte, ma devi scavare un po'. Salve a tutti, questo era il primo brano. Il secondo è un brano che parla della morte e della speranza e di come alla fine questo paese forse non cambierà mai, e della rivoluzione. La rivoluzione in 5 ore, 15 minuti appena, e le pellicce e le signore stanno entrando dentro i cinema, i teatri e la TV. Amore, sorridi, tesoro, sorridi, che siamo in onda. Sottosegretari ai mandolini, con le sottosegretarie sotto ai tavolini. Cara, hai 1000 aspirazioni, ma perdonami perché tra 5 minuti devo scappare in Costa Rica. Lancio in promozione questa mia canzone inutile per la rivoluzione. Baciami amore mio, non ci pensare, e suonerò questa mia canzone sterile alla televisione. Baciami amore mio, c'è la pubblicità.
era finita, l'ho perduta al televoto e la regina Margherita ha promesso un pasto caldo ed una vodka a tutti noi. Ma quanto è carina, lo dice anche mia madre, sporca contadina. Viva Superman, il centravanti, viva i grandi attori, i telegiornali, falsi lampi gialli dei carabinieri, viva i temporali, gli anni a correre, che poi ti passa. Viva il mio paese, disperato in onda alla riscossa, lancio in promozione questa mia canzone inutile per la rivoluzione. Baciami amore mio, non ci pensare, e suonerò questa mia canzone sterile alla televisione. Baciami amore mio, c'è la pubblicità. In promozione questa mia canzone inutile per la rivoluzione. Baciami amore mio, non ci pensare, e suonerò questa mia canzone sterile alla televisione. Baciami amore mio, c'è la pubblicità. Io sono un nichilista, parlate con il mio legale, lo trovi al 497544. Lui tira sempre a bocce e c'è un sogno nel cassetto, è un cassetto dentro un sogno, il letto, il doppio petto, il crimine crede nella pornografia, vive lì con la sua mamma fra milioni di zanzare che le nutre a colazione, fa succhiare il sangue a Cristo, e alla radio non l'ho visto, neanche alla televisione. Amore mio, forse è il momento di andarsene un po' via, via dagli americani, via dai soldi di mio padre, via dai party alla francese, via dalle ragazzine, via dalle vie di fuga e via da questa mia dannata voglia che mi prende a volte di fuggirmene via. È tutto funzionale, è gradevole al palato, è pulito, delicato, questa merda zuccherata che io sputo fra la gente, che beata dice niente, ma è come un'illusione, forse noi non siamo altro che il sogno di Napoleone, che russa in piena notte nelle sue camere imperiali, tra la paura dei camerieri, dei servi e dei padroni, dei furbi e dei coglioni, sogna le assicurazioni, grande spirito del mondo in fondo, sogna di
fuggirmene via. Voglia di andare via, voglia di andare via. Grazie. Grazie. Saluti. Salve. Ciao. Senti, io volevo complimentarmi per quanto riguarda il primo brano, per la lezione che secondo me ci avete dato di come si può fare la canzone d'autore in modo moderno, proponendo temi reali con linguaggi surreali. Questo è per quanto riguarda il tuo primo brano. E poi un'altra cosa che mi ha incuriosito invece, perché la scelta di far suonare la chitarra come una chitarra giocattolo e sitar, la tua chitarra, perché? Forse Quella non mia? ti sei la tua. C'era un suono molto, c'era un fondo molto di latta, molto da chitarra di strada. Ma praticamente questa è la chitarra di Andrea Epifani, quindi ce l'ha prestata, è stato gentilissimo. Andrea, la chitarra è bellissima, te lo posso assicurare. No, però, no, a parte questo, No, io pensavo che fosse No, ma non è stato voluto. È stato... una scelta fonica, pensavo. Sì, no, forse Giorgio, non so, forse Giorgio. Comunque non l'abbiamo fatta noi, insomma, non è colpa nostra. Ma non è... No, lo so. Non è una questione di colpa, è che proprio dava l'idea, veniva fuori una strana sonorità. Io non sono un asso, diciamo, ecco. Alfonso e tutti, qua, sono qui al centro, Alfonso. Non è che nella partecipazione precedente ci fosse uno stile molto diverso da quello che voi avete proposto questa sera, però si sente un'evoluzione verso, soprattutto da un punto di vista testuale, di un lucidissimo cinismo, di quelli proprio taglienti. È un'evoluzione che sentite sulla vostra pelle, proprio, vissuta? Michele, vuoi? Vuoi tu? No, nel senso... Di viaggio, dopo 11 ore di viaggio dalla Sicilia, un po'. Rispondo io. Sì, effettivamente è diverso, insomma, questo disco è sicuramente diverso dal primo. Noi presentiamo qui un brano, cioè una colonna portante di quel disco che era Sono morto da 5 minuti, ed era un brano molto acustico, aveva 3 modulazioni, insomma avevamo pagato fior di arrangiatori per... no, invece questo lavoro è, devo dire, un disco molto politico, nel senso che forse io venivo da un'esperienza politica che mi aveva toccato da vicino perché l'avevo vissuta, ci avevo provato. E quando questa esperienza stava finendo, insomma, l'ho fatta nella mia terra, quindi a Palermo, quindi è molto complicato anche farla. E mi sono reso conto che molte cose non potevano, ma non perché dei ragazzi non si impegnassero, insomma, però sì, è un po' cinica perché non ce la possiamo fare, almeno là, garantito. No, non sto scherzando. Grazie, Alfonso. Ciao, sono qui. Volevo farti una domanda in base a dei versi sempre della tua canzone.
quando parli di che sei un nichilista, parlo con il mio avvocato, mio legale, lui tira sempre a bocce e c'è un sogno nel cassetto e un cassetto dentro un sogno, un letto è doppio aperto, il crimine crede nella pornografia. Ecco, io essendo uno studente di giurisprudenza, volevo sapere se mi potevi illuminare su questi versi. Allora, praticamente ho già ricevuto delle querele dall'Associazione Avvocati Siciliani. No, a parte questo è l'unico brano, secondo me, dell'album che è stato scritto in maniera diversa rispetto al resto. Ed è proprio è stato buttato di getto, quindi sono andato più per immagini che per... Però sì, rende anche l'idea un po' dell'ambiente, cioè ti dà anche l'ambientazione di quel tipo di umanità, quel tipo di umanità, insomma, che ritrovi tante volte, insomma, no? Cioè, almeno io ne ho vista tanta di questa, quindi l'ho raccontata un po' a modo mio. Va bene, può andare. Grazie. Quanto ho preso? 6. Grazie. È ancora agli inizi di giurisprudenza, quindi è in tempo magari a... ancora, insomma. Va bene, vi ringraziamo. Grazie veramente. a voi, è stato bellissimo. Ciao. Grazie ancora. Grazie. E vi ricordo che il disco di Corde Pazze, così come quelli degli altri artisti che si sono susseguiti sul palco stasera, sono disponibili nel foyer per chi fosse interessato. Un certain regard, il premio che diamo ogni sera alla performance che complessivamente ci ha più favorevolmente impressionato. Vorrei chiamare sul palco un compagno per la premiazione, un compagno di viaggio che per tanti anni ha fatto parte con noi qua della giuria di Musicultura e che è il professor Giancarlo Della Lobbia. Gioia Lobbia, scusate. Quest'anno sto infilzando una papera dietro l'altra. Scusami Giancarlo, perdono. Grazie. È sempre un piacere ritornare qui a Musicultura e trovare tanti amici, e devo consegnare la targa per un certain regard a Sossio Banda. Prego, prego. Vi salutiamo, appuntamento a domani alle 17 e ci salutiamo con il decalogo della sigla. Su che pista sono? Sulla 1. Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore. Non ce la faccio. Ricky, canta tu. Non posso, c'ho la faringotracheite. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, butta caso Miles Davis, Eric Clapton, Sting. Assicurarsi che la guest star prescelta sia vivente. 4. Ascoltare molti dischi
decidere se copiare prima la musica o il testo e poi depositare i pezzi alla SIAE, se no te li fregano. 5. Campionare i suoni di Prince. 6. Metterci un pezzo sul razzismo, pro o contro, non importa, dipende dal target. 7. Metterci un pezzo molto poetico e un filo nostalgico dedicato a un mito del passato, butta a caso Coppi, Caruso, Lindbergh. Ancora liberi Primo Carnera, Peppino Meazza e la Cianciulli. 8. Metterci un pezzo d'amore seguendo queste avvertenze. Lui deve essere solo. Se lui è solo, Va bene. se è sposato, Non va bene. se lui è solo perché lei si droga, Va bene. se lui è solo perché preferisce drogarsi, Va bene. se lui è solo perché lei è un po' puttana, lasciare in coda il numero di telefono di lei. Grazie. 9. Parole da usare e o da evitare. Funzionano azzurro, vele, trottolino e mamma. Non funzionano arancione, remi, tiramolla e tu sorella. Parolacce, cazzo, nerchia, città Parigi, Cernusco Lombardone. 10. Qualunque siano le parole scelte è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo. Nei ritornelli bisogna sgaggiare come pazzi. Giusto? No, tutti insieme. Giusto? Ti amo Italia. Dimenticato niente? Ah sì. Prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco. A